La Digos sta analizzando i video degli studenti che hanno occupato i binari a Mestre, si indaga sull'interruzione del pubblico servizio. Calo del 20% delle vendite di auto in tutto il Veneto, l'allarme della Confcommercio si aggiunge al dramma di altri settori in ginocchio. Sospiro di sollievo a Mirano e Dolo, arrivano aule e laboratori in 2 istituti scolastici, la provincia di Venezia ha speso 500.000 euro. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Sono al vaglio della Digos, foto e video della manifestazione durante la quale gli studenti hanno occupato i binari della stazione di Mestre. Gli investigatori stanno valutando i reati di turbamento e interruzione di pubblico servizio. Vediamo. Interruzione di pubblico servizio e turbamento e mancato rispetto del percorso della manifestazione fissato dal questore sono i reati al vaglio degli uomini della Digos di Venezia diretti da Ezio Gaetano. All'indomani l'occupazione dei binari 11 e 12 nella stazione di Mestre da parte degli studenti. L'ingresso della stazione era presidiato dagli agenti in tenuta antisommossa e gli studenti hanno aggirato l'ostacolo arrivando sui binari dalla parte opposta, scavalcando le recinzioni che dividono la stazione dalla tangenziale. Un blitz deciso per protestare contro l'arresto di un compagno a Padova in seguito all'esplosione di 2 bombe carte e al ferimento di 3 agenti. Una giornata di passione per la città patavina che rischiava di avere strascichi anche a Mestre. Sarebbe bastato poco. La polizia ha scelto la strada della tolleranza. L'occupazione dei binari è durata soltanto 20 minuti. Tanto è bastato ai manifestanti per mostrare la loro solidarietà e ottenere un po' di visibilità in più. Sono poi in corso indagini anche sull'occupazione di Enoglobal dell'ufficio Pegni della Carive contro lo strozzinaggio, avvenuto ieri contemporaneamente all'occupazione dei binari, dove si sono limitati però ad imbrattare con vernice rossa i pavimenti e ad appendere striscioni. Intanto sono stati rinviati a giudizio i 29 imputati finiti sotto accusa per la manifestazione anti-Lega del 17 settembre del 2011, il giorno precedente la festa dei popoli padani. Provocarono il ferimento di 13 esponenti delle forze dell'ordine. Tra i rinviati a giudizio c'è anche il consigliere comunale Beppe Caccia e poi i leader dei centri sociali veneziani Michele Valentini e Tommaso Cacciari. Le accuse sono resistenza pubblico ufficiale, lesioni, atti di violenza con uso di armi, accensione ed esplosione pericolosa per aver gettato fumogeni e interruzione di pubblico servizio per aver occupato i binari della stazione. Sugli scontri fra manifestanti e polizia a Padova, Roma e Torino è intervenuto anche Franco Maccari, segretario generale del COISP, sindacato autonomo di polizia, che ha definito ormai insostenibile il lavoro delle forze dell'ordine a causa delle proposte del ministro Fornero. Polizia e Carabinieri, ha proseguito in una nota Maccari, saranno ogni giorno di più vittime della violenza scatenata dalla crisi, ma non sono sufficientemente attrezzate per resistere. Maccari ha chiesto le dimissioni del ministro del lavoro. E il giorno dopo la manifestazione di protesta che ha riunito solo a Mestre 5.000 manifestanti, la CGIL punta il dito contro CISL e UIL che non sono scese al suo fianco per protestare contro i tagli del governo, che a Venezia ha avuto effetti pesantissimi. Al grido di allarme delle categorie economiche oggi si è aggiunto anche quello dei rappresentanti delle concessionarie, che hanno fornito dati drammatici sul crollo delle vendite delle auto nel Veneto. Sentiamo. Le vendite di automobili nel Veneto sono calate di oltre il 20% dall'inizio dell'anno. Il dato più negativo riguarda la provincia di Belluno, dove il crollo ammonta a quasi il 26% di macchine invendute rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Segue Ruota Vicenza con meno 22,10% e poi Verona con il 21%. Treviso è la più vicina alla media regionale, meno 20,64%. Va meglio a Padova con meno 19,78%, Venezia con meno 19,15% e Rovigo con meno 17,04%. Lo scorso anno, da gennaio ad ottobre, erano state vendute 115.000 auto, quest'anno 91.300. I dati sono stati resi noti dalla Confcommercio Veneta durante un convegno che è stato organizzato dal gruppo Automoto dell'associazione di categoria. Il settore sta soffrendo irrimediabilmente la crisi.
ha retto fino al 2010 e da allora è iniziata la decimazione delle concessionarie nel territorio. Da 276 in 2 anni sono scese a 206, ossia sono diminuite del 26%. Il presidente del gruppo Automoto, Giorgio Sina, ha reso noto che attualmente in Italia chiude una concessionaria al giorno e il Veneto, e in particolare Mestre, non fanno eccezione. Lo scorso anno la città mestrina ha registrato la chiusura di 3 concessionarie importanti, con conseguenze sul fronte occupazionale. Ci sono anche belle notizie. Entro dicembre finalmente arriveranno i 50 milioni di euro che il Comune di Venezia attende da 2 anni per intervenire sulla salvaguardia della città e ripartirà dunque anche l'edilizia. Sentiamo. Meno fondi per il Mose e finalmente saranno dati i finanziamenti per la manutenzione della città. L'ex ministro veneziano Renato Brunetta e Pierpaolo Baretta del PD sono riusciti a far approvare un emendamento alla legge di stabilità in Commissione Bilancio a Roma, che ha accolto l'SOS che da mesi lancia il sindaco Giorgio Orsoni per salvare Venezia dalla decadenza. L'emendamento è il frutto di un intenso lavoro diplomatico che ha coinvolto il governo, il sindaco di Venezia e anche il consorzio Venezia Nuova, che non lo ha ostacolato. Significa che nel 2014 la diga mobile riceverà anziché 400 milioni di euro 315 e la salvaguardia della città potrà godere di una quota del 5% dei finanziamenti per il Mose, ossia 15 milioni di euro nel 2013 e 20 nei 2 anni successivi. Si tratta di stanziamenti che il comitato distribuirà tra i comuni della Gronda lagunare, ossia Venezia, Chioggia e Cavallino. Inoltre, la legge di stabilità garantisce che entro dicembre arriveranno gli agognati 50 milioni di euro che spettano a Venezia da 2 anni. Previsti inoltre i finanziamenti per il terminal offshore, 5 milioni per il 2013 e 95 milioni per il 2014. Soddisfatti i 2 parlamentari Brunetta e Baretta perché l'emendamento porta a termine la costruzione del Mose, fa partire il grande progetto di portualità offshore e rifinanzia la legge per la salvaguardia. 3 cose in una. Entrano nel vivo le operazioni di montaggio del Ponte della Salute affidato quest'anno a Insula. La struttura mobile sarà collaudata domani alle 11 e consegnata al Comune di Venezia per la sua tradizionale inaugurazione che si terrà sabato 17 alle ore 9:30. Il ponte resterà aperto 5 giorni in totale e sarà chiuso alle 22 di giovedì 22 novembre. L'accesso avviene mediante passerelle basculanti per consentire il transito con ogni condizione di marea. Un varco largo 10 metri permette il passaggio dei mezzi ACTV e di pronto intervento. E voltiamo pagina, 9 aule nuove consegnate oggi al Liceo Majorana di Mirano e all'Istituto Tecnico Musatti di Dolo. Gli assessori provinciali all'edilizia Giacomo Gasparotto e all'istruzione Claudio Tessari hanno consegnato forse la loro ultima opera prima della scadenza del loro mandato. Sentiamo. Arrivano nuove aule per le scuole di Mirano e Dolo, 4 per il Liceo Majorana di Mirano e 5 per l'Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici, alberghieri e della ristorazione Musatti di Dolo. La consegna dei nuovi spazi è avvenuta oggi alla presenza dell'assessore provinciale all'edilizia scolastica Giacomo Gasparotto e l'assessore all'istruzione Claudio Tessari, il cui mandato per entrambi ormai è prossimo alla scadenza. Per l'Istituto Musatti l'ampliamento si traduce in un vero toccasana, visto che finora era stato costretto a sfruttare una serie di ambiti non idonei alla didattica. Le aule del liceo di Mirano sono grandi circa 66 metri quadrati ed erano attese perché l'istituto ha vissuto negli ultimi anni una profonda inversione di tendenza legata al mutamento delle scelte scolastiche dei ragazzi, che hanno puntato più sui licei che sugli istituti tecnici. Una tendenza che soltanto quest'anno è mutata a vantaggio delle scuole tecniche e professionali. Al Musatti le aule sono grandi 64 metri quadrati ciascuna e saranno adibite anche a laboratori. Ed ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. Ed ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove i presidi elettronici ormai non danno più scampo agli automobilisti. Nuovi autovelox, insomma, all'orizzonte.
Arrivano gli autovelox anche a Roncoduro. Stanno per partire i lavori di installazione di 2 colonnine lungo la bretella ai confini fra Fiesso e Arino, un tratto ad alto scorrimento dove il limite è di 50 km/h. Il comune ha così accolto le richieste dei residenti che lamentano il passaggio giorno e notte di auto a folle velocità. Serata brillante sabato 17 novembre al Teatro Vivaldi di Jesolo. Alle ore 21 il sipario si aprirà su una delle commedie più belle di tutti i tempi, Signor Todero Brontolon di Carlo Goldoni. Lo spettacolo è allestito dalla compagnia Ribalta Veneta che lo replica per la 221esima volta. Altra garanzia di qualità la presenza di un grande protagonista, il simpatico burbero Carlo Vianello. Giancarlo Gentilini è stato designato dalla Lega a candidarsi per la poltrona di sindaco a Treviso. Lo sceriffo, che ha 83 anni, si è dichiarato onorato per la scelta del suo partito, che se ne dica, ha parlato di sé come sempre in terza persona. Gentilini e le sue giunte hanno sempre portato onestà, trasparenza e volontà di fare, ha detto, riconosciute in tutto il mondo. Ed ora voltiamo pagina per parlare di aziende in difficoltà, un leitmotiv ormai costante, senza aspettative di miglioramento. Vediamo. Natale di lacrime per il manifatturiero trevigiano, con previsioni al ribasso in tutti gli indici. È quanto emerge da un'indagine della Camera di Commercio che evidenzia un calo di quasi il 4% in produzione e fatturato e la maggior parte degli imprenditori non vede nell'immediato futuro segnali di ripresa. Positiva invece la domanda estera. La crisi morde anche al volante. In pochi giorni la polizia locale di Mogliano ha sequestrato 10 auto perché l'assicurazione era scaduta. In tutti i casi gli automobilisti si sono giustificati dicendo di non aver soldi per pagare. Numerosi anche i casi di guida in stato di ebbrezza e di mancato rispetto dei turni di riposo da parte degli autisti di tir. Andiamo infine in provincia di Padova, dove gli albergatori sono costretti ad abbassare i prezzi. È guerra per accaparrarsi i clienti. Nel Padovano il costo delle camere d'albergo è calato di circa il 20%, un passo obbligato per gli albergatori che vogliono rimanere sul mercato e che accomuna molte città turistiche, vedi Roma, Firenze e Venezia. A denunciarlo è l'Ascom, che evidenzia una diminuzione dei redditi a fronte di una tassazione sempre più alta, IMU in primis. Proposta di legge in Consiglio regionale per cacciare i cinghiali nei colli euganei. Il documento è il risultato di ripetute proteste da parte degli agricoltori. Secondo Coldiretti, l'ammontare dei danni solo per il 2012 sarebbe di 200.000 euro. La proposta dell'UDC Stefano Peraro prevede anche un rimborso in caso di incidenti stradali causati dagli animali. Novembre è più di tutti il mese del mistero, almeno nei teatri del Veneto, dove si sta svolgendo la rassegna Spettacoli di Mistero. Il prossimo appuntamento è con la leggenda della malcontenta, la dama triste rinchiusa nell'omonima villa sul Brenta. Lo spettacolo è ad ingresso libero e sarà replicato sabato a Olmo di Martellago. E sempre sabato sera vi segnaliamo una spassosa commedia in Sala San Marco a Trivignano, si intitola Il marito di mio figlio e affronta in chiave ironica il tema dei matrimoni gay. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Bel tempo ancora per poco, sabato tornano le nubi e domenica piove. Venerdì 16 novembre, sereno con nebbie notturne, rinforzi di vento da nord-est, minime in calo con valori prossimi allo zero, mare da poco mosso a quasi calmo. Sabato 17 novembre, parzialmente soleggiato con tendenza all'aumento della nuvolosità dal pomeriggio, temperature stazionarie, mare calmo. Domenica 18 novembre,
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni a partire dai settori meridionali, minime in risalita e massime in lieve diminuzione, comprese fra i 9 e gli 11 gradi. Lunedì 19 novembre, cielo coperto con deboli piogge sparse, vento di bora sulle zone pianeggianti. La marea di venerdì 16 novembre è normale, la massima alle 11:15 75 cm, la minima alle 18:10 meno 30 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.